Batman napoletano, napoletano. Batman napoletano. Bella a tutti ragazzi, ben ritrovati in un nuovo video rispetto cercato Batman napoletano. Come state? Va giù, spero tutto bene. Allora giù, prima di partire vi ricordo di lasciare like e di iscrivervi al canale. Allora giù, in questo video andremo a fare, vi andrò a dire delle notizie di calciomercato. Come vedete, voglio mi sono tagliato pure i capelli, le due linee qua. Ditemi se vi piace questo taglio che andava molto nel 2024. Vabbè, allora partiamo subito con Anna Calail, scusatele per la pronuncia, dell'Union Saint-Gilloise. Ha rincontrato un forte interesse da parte della SSC Napoli. Infatti il Napoli sta monitorando il nome e ha già fatto ha già chiesto al club del calciatore, l'Union Saint-Gilloise, che il prezzo che sarebbe di 25 milioni di euro che chiede il club. Quindi però vi posso confermare che al massimo saranno al massimo 25 milioni, poi non più di 25. Poi voglio una piccola notizia non riguardante proprio il calciomercato, ma delle partite di Serie A, cioè Pisa-Napoli, che si giocherà ufficialmente domenica 17 maggio, questa domenica qua, alle ore 12. Stavo dicendo alle ore 20, vabbè. E di conseguenza sarà tutte le 4 partite alla corsa Champions, compreso il derby di Roma, saranno giocate alle ore 12. Poi Leonardo Pavoletti si ritira ufficialmente dal calcio giocato a termine della stagione giocato nel Cagliari, l'ultimo suo club. Poi Luciano Foschi non è più l'allenatore del Renate, voglio darvi questa cosa. Poi Juve, Chelsea e Ajax sono su Kovacs della Z Alkmaar, scusate per la pronuncia, sono su questo giocatore che attualmente sta lavorando per il rinnovo. Stando in tema rinnovi, Carletto Ancelotti ha rinnovato il suo contratto fino al 2030 col Brasile. Poi il Napoli crede fortemente in Rafa Marin e lo richiamerà dal prestito dove si trova ora, cioè in Spagna, al Villarreal, se non sbaglio. Lo richiamerà dal prestito. Poi il Trabzonspor è in trattativa avanzata con Malinowski, che al momento a fine stagione sarà parametro zero e gli è stato offerto un contratto di circa 3 anni e sicuramente accetterà, secondo me accetterà all'80-90% accetterà e il giocatore quindi al 100% lascerà il Genoa a giugno. La Juventus torna su Zirkzee. Il giocatore viene valutato però 30 milioni dal Manchester United. Spetta al club torinese cosa fare, se accettare oppure no. Poi come ultima notizia di calciomercato abbiamo una sempre riguardante il Napoli, cioè che il Galatasaray ha deciso ufficialmente di non riscattare, ma già si sapeva, ha deciso di non riscattare Noah Lang. Quindi l'olandese ritornerà a Napoli. Bene ragazzi, grazie a tutti per la visione, ci vediamo in un prossimo video, vi ricordo di commentare, lasciare like e di iscrivervi al canale. Ciao, a giù!